bollata kia di buah kia bollata no bollata sempre, l'autovolanza sempre. kia Viene sempre. uno Eh? uno kia Dal rappresentativo mi levano bollata Io sempre. no no bollata Due squadre che navigano in buona posizione di classifica, ma devono invertire la rotta perché entrambe vengono da 2 sconfitte consecutive e il sogno playoff si avvicina sempre di più al rush finale. Amici sportivi, buon pomeriggio e buona domenica da Piana degli Albanesi, Stadio Licauli e la sfida fra San Giorgio Piana e Castellammare Calcio, 25esima giornata del campionato di eccellenza siciliana. Girone A, squadre in campo col San Giorgio in classica divisa rossoneri, il Castellammare che è una squadra ostica che ha 30 punti in campionato, il San Giorgio invece viene da una sconfitta importante con la Don Carlo Misilmeri che l'ha proiettata un posto più giù, ma può approfittare del pareggio dell'Unitas Sciacca ieri in un pirotecnico 3-3 contro il Città di San Vitolo Capo. Sicuramente non è la squadra più piacevole da affrontare in questa fase di campionato. Il Castellammare Calcio, gli applausi della tribuna e Licauli che si sta piano piano riempendo. La squadra in campo. Vediamo se cambia ancora il San Giorgio, sicuramente c'è in porta la Mizzisè, poi abbiamo nel trittico difensivo sicuramente Tricoli, Alaimu, Chinnici, Gladiandoli, Scalisi, Pane Bianco, Corso Maltese, Pace e Di Fatta. I titolari del San Giorgio Piana col capitano che è la Mizzisè. Andiamo a leggere anche la formazione del Castellammare con Samuele Di Paola in porta, poi Adriano Piazza, Riccardo Antino, Leonardo Musso, Andrea Adamo, Caronia, Salvatore Ribaldo, Luca Frisella, Simone Guagliana, Salvatore Messina e Malik Ba per la formazione bianco-blu. Il saluto anche della squadra Brescia ai suoi tifosi che oggi approfittano anche di una giornata sicuramente più piacevole di sole e quelle che vogliamo sempre vedere, però bisogna anche vedere un San Giorgio Piano almeno vincente dopo 2 risultati deludenti, anche se mister Filippo Chinici si è detto comunque contento della prestazione di Misilmeri anche se non ha sfruttato il risultato. Il calcio inizio darà proprio la formazione di casa, che oggi è senza la sua punta Torres Martinez e con Di Fatta che è un esterno attacco ovviamente accanto a Maltese in una posizione più avanzata. E come diciamo sempre, in questi casi si può cominciare e col fischio dell'arbitro. Divertiamoci con la palla. Il primo possesso del San Giorgio con Chinnici, cerca subito la sventagliata lunga a cercare il lavoro aereo di Maltese. È arrivato l'anticipo. Palla in verticale a cercare Malik Ba, subito prontissimo Chinnici che fa il trittico difensivo con poi il trittico difensivo con Gladiandoli arretrato di qualche metro questo pomeriggio e Tricoli. Poi in mezzo al campo ci sono Scalisi e Pace con Corso che rientra dall'infortunio ed è un rientro sicuramente importante. Sugli esterni ci sono Pane Bianco e Alaimu e poi davanti ci sono Maltese e Di Fatta come detto. Occhio alla Patrini, subito Di Fatta col destro, subito 37 secondi, primo affaccio del San Giorgio Piano dalle parti della porta del Castellammare, destro però troppo facile per la presa facile di Paola che vuole farsi dei suoi. Subito indicazioni di Filippo Chinnici, l'ultimo in casa è arrivato un pareggio particolare e sicuramente non soddisfacente contro la Scaricefalo e poi nella sfida in zona playoff contro Don Carlo Misilmeri uscita sconfitta formazione Arberesce per 2-1. L'unico rimprovero che poi ha detto Chinnici in intervista è di non aver concretizzato le occasioni. Maltese va a cercare e a trovare Di Fatta sull'od di destra, però a passare è arrivata la chiusura pronta. Chiusa di Riccardo Tarantino, largo a sinistra. Argentina.
Subito una rimessa laterale per il San Giorgio. Scalisi viene a persi questo play, poi il cross che diventa un tiro! E spaventa Di Paola perché ha palleggiato con la coscia e poi ha messo questo cross a campanile. Molto velenoso, palla che comunque si spegne nella parte superiore della traversa. E Cignellotto non c'ha. Leggero spavento c'è sicuramente. Rinvio. Va Di Paola a rinvio, va il suo difensore a cercare Malik Ba che arriva prima di Tricoli, prova a prongare in direzione di Simone Guagliana, poi Scalisi a fare lavoro sporco. Maltese arriva questo duello con Adamo che lo controlla. Ancora Maltese, forse con il gomito prolunga su di fatta e protegge bene e scarica su Scalisi che cerca la verticale. Ancora su Maltese, stavolta Guagliana più duro di prima. Chinnici addirittura accanto al direttore di gara. Benvenuti alla partita, 2 minuti e 39. E già le proteste del San Giorgio e nervi tesi fra San Giorgio e Castellammare. Sono due squadre che inseguono disperatamente i punti e non vogliono lasciare nulla al caso nemmeno per quanto riguarda gli episodi. Ha lavorato benissimo Maltese con Guagliana, 2 volte la seconda ha portato a casa un calcio di punizione. 3 minuti e anche se leggera occasione per di fatto non ci stiamo annoiando. Alicaro. Calcio di munizione. Pane bianco, Scalisi o Pace che calcia bene. Compone la barriera Di Paola che va a muso duro con l'arbitro forse per una distanza non corretta. Pace o Chinnici alla fine? Vediamo chi va dei due. Soluzione mancina o destra. La rincorsa di Giorgio Chinnici e appena la barriera la va a finire sul secondo palo. Ha salvato Frisella che poi allontana in anticipo su Tricoli. E il San Giorgio ricacciato indietro al suo portiere. Pallone messo fuori. Che non può diventare buono per Guagliana. Può lasciare sfilare tranquillamente Tricoli che nell'ultima gara in casa ha siglato il gol del momentaneo 1-0 che poi diventa 1-1 col gol di Miguel Assanche Ortiz che poi inchiodò il pari. Le due squadre. Corso un po' più alto rispetto ai centrocampisti. Da Minzisi a rinvio. Palla rischiosa, Dulì deve alzare questo campanile. Si fionda Ribaudo sul lavoro di Pace, poi colpo di testa. Arriva Corso da dietro, che prende un colpo. Al numero 4, calcio di punizione e ancora il rumoreggio del brusio della panchina del San Giorgio Piana. Per questo fallo sul Corso. Ah, c'è un campo. Messina e Leonardo Musso a comporre il centrocampo insieme a Ribaudo. Risale largo a sinistra. È proprio Musso che andrà a commettere fallo sul Corso. Chinnici. Si fa vedere Scalisi, Chinnici invece non vuole andare in verticale. Pressione di Ribaudo, Scalisi. Chinnici, Pace. Prova a nascondere il pallone, ottiene chiusura di Messina, rimessa laterale. Numero 10 atipico perché gioca da mediano e qui fa vedere che sa fare anche questo tipo di lavoro sporco. Pane bianco. Viene incontro Corso che da destra viene a sinistra. Chinnici. Tricoli. Taglia al centro a Laimo, cercato invece la verticale lunga su di fatta, colpi testa di Adamo da allontanare. Per la palla in verticale, interessante per la corsa di Frisella che mette la palla in mezzo per Malik Ba che arriva prima di Scalisi, prova questa sorta di girata mettendo in mezzo questo pallone e termina largo. Lo metto sul fondo, rinvia al fondo per il San Giorgio. Chinnici. Maltese, pane bianco.
Ora passare ancora Panebianco viene chiuso molto bene. Allora Guaiana però la risponda per la corsa il numero 2 che va al cross basso per inserimento di Malik Ba. Tricoli, un mezzo pasticcio, alla fine allontana Scalisi. L'aveva costruita bene fino a un certo punto il Castellammare, che poi però non ha trovato l'ominità di rigore. Il fallo di Messina che viene richiamato dal direttore di gara. Non può battersi questa punizione velocemente perché c'è il richiamo dell'arbitro. Adesso si può. La partita è cominciata anche abbastanza tesa dal punto di vista dei nervi delle due squadre. Dopo qualche contatto di troppo, ma sempre sanzionati dal direttore di gara. Scalisi arretra da la Minzi 6, allora può alzare il baricentro il Castellammare. Colpo di testa fortissimo. Vediamo se raccoglie Malik Ba che va a duello aereo con Gladiandoli senza fare il numero 6 che poi allontana. Adamo di testa, ribodo prolunga da dietro Malik Ba, prolunga colpo stavolta da dietro di Scalisi, stavolta il fallo lo commette il San Giorgio, punizione a centrocampo per il Castellammare. Tarantino, Caronia e Adamo il trittico difensivo. Messina col mancino dall'altra parte a cercare piazza, anticipa Panebianco. Pace pro servire di testa, occhio perché c'è un po' di campo. Panebianco che corre dall'altra parte, arriva Corso quasi a sostegno, molto largo Corso che però alleggerisce il possesso, poi cambia lato, è salito Chinnici. Dai e vai con Pace, riempie l'aria di fatta e Maltese, la per Chinnici che va al cross, Adamo mette fuori, poi Pace, controllo e destro a giro di Paola. Si distende alla sua sinistra, si è caricato Pace che ha pensato sia all'ultimo sia andare in mezzo in porta. È andato in porta e Di Paola si è disteso bene. Dopo 8,5, secondo tiro in porta. Tricoli, Alaimo, in buca, percorso che aveva tagliato la chiusura di Tarantino, rimessa tra. Ancora rimesso in sottocco per il San Giorgio, inserimento di Corso che mette il pallone in mezzo, sporcato traversa! Una deviazione velenosa che ha smorzato il pallone, che ha sbattuto sulla traversa ancora il San Giorgio, stavolta non con un tiro diretto ma con un cross sporcato, prende addirittura un legno. Calcio no, rimessa laterale. 4, 2, va bene, ok. Palla rimessa lunga che dice che ha la palla in mano. Calcio d'angolo, scusate. La mette a terra. Linea che parte molto arretrata del San Giorgio. Occhio su tutti a Gladiandoli che è il più alto di tutti. Chinnici col sinistro a rientrare verso Duli, scavalcato e poi non arriva nessuno dall'altra parte. Ribaudo può tenerli in campo e dare la possibilità di ripartenza al Castellammare. Pace, gran recupero e poi bravissimo a ripulire questo pallone e ad andare dietro da Sise che rischia sulla pressione di Ba che tocca Guaiana. Arriva prima di Tricoli, era partito Frisella, Guaiana va verso il centro sul Ribaudo che sbaglia il controllo, gli dà una mano ad Amo che va all'apertura. Frisella col cross forte e teso, troppo teso, palla che si è impennata all'ultimo. Era Musso che aveva fatto l'apertura su Frisella che poi ha mandato alto. Rinvio dal fondo quindi per la Minzi Sei, fin qui inoperoso, non impegnato dal Castellammare, a differenza invece di Paola che ha avuto due interventi più o meno facili. Pace, quest'ultimo proprio ad opera sua. Maltese si gira, prova a dare la corsa, c'è un fallo ancora per l'imbucata perfetta per Di Fatta, un po' lunga. Il San Giorgio con il fallo, c'è stata la regola del vantaggio, si è concretizzata, infatti Di Paola mette fuori. Maltese è riuscito a prolungare di punta questo pallone, poi era andato in ostruzione netta il capitano numero 5 che viene ammonito, e prima diciamo che il giallo ne è arrivato e quindi arriva adesso, se poco fa era stato avvisato, adesso il giallo non gli toglie più nessuno. 11° minuto, primo giallo della partita, se lo prende Andrea Adamo.
palla tra i bracci di Paola che può riprendere. Ovviamente non c'è stato fallo perché l'azione è proseguita poi con il palla che è terminato in fallo laterale, anzi tra le braccia di Paola che poi ha messo fuori. Alaimo si impegna, tocca il pallone e poi lo spedisce a Sise che addirittura palleggia e poi va con rinvio altissimo. Tarantino al volo, Guaiana fa lo stesso, c'è qualcuno che deve mettere giù, c'è però Frisella che però va a scontrarsi con Alaimo sotto gli occhi del diretto di gara, calcio di punizione. Duli, Tricoli, Maltese ha visto partire dall'altra parte Alaimo, Frisella tappa il buco. Poi Adamo prova ad andare, bel lavoro qui da parte di Maltese che ha preso un colpo al volto, è tutto regolare però. Anzi Musso poc'anzi. Punizione a cura di Messina che però non può battere rapidamente, deve aspettare perché c'è ancora Maltese fermo proprio a ridosso della panchina del Castellammare perché ha preso un colpo al volto. Ed è tutto ok. No, devo uscire al campo Maltese. Forse perché perde sangue, da capire un attimo. Non penso ci sia nessun problema, solo ok dell'arbitro per farlo rientrare dopo le cure. Palla lunga per Guaiana, di testa Chinnici per Guaiana. Fa volume col corpo, col braccio. Munizione. Chi è? Dai, Vetto, lei sei sceso bene, dai qui. Pace. Partita. Televisione. Corso. A partita. Chinnici. Rientra, prende il centro del campo, in appoggio c'è Corso e viene scelto lui. A destra. Per i momenti Maltese che è rientrato lì, va al cross per di fatta, sbilanciato da Adamo, non può arrivare, poi Piazza lascia che il pallone esca in fallo laterale, Maltese è entrato da lì e poi con una sorta di esterno aggiunto da mettere il cross, che non era poi male. Maltese che l'ultima in casa a feriti di rigore contro il Lascalice Falù. È qualcosa da farsi perdonare, ma sta facendo una gran stagione questa maglia. Pace, pane bianco, tutto al volo, ancora Pace subisce la spinta, non illecita, poi Chinnici! Trova una traiettoria balistica, perfetta, sinistro, nel 7, Giorgio Chinnici, porta avanti il San Giorgio, al minuto 15, all'improvviso, su una palla vagante, ci pensa Giorgio Chinnici, che sbroglia la situazione e fa 1-0 per il San Giorgio, al quarto d'ora. Dalla rimessa non era riuscito a mettere nessuno questa palla giù. C'era stato anche un leggero contatto su Pace e il Castellammare in quel momento un po' distratto e arriva da dietro Chinnici che in quelle azioni prolungate è sempre lì a sostegno. E qui non solo c'è un sostegno fisico, c'è anche un sostegno calcistico perché poi calcia benissimo e prende il tempo a Di Paola per il vantaggio San Giorgio, partita stappata al quarto d'ora. Ed è un gol che dà respiro anche perché il San Giorgio è partito bene a livello psicologico in questa gara. E adesso il Castellammare che è sotto, prova la reazione. Frisella con le mani lunghe a cercare Messina, ha toccato prima di lui Tricoli, che non è il più alto di tutti ma spesso arriva prima. Rimpallo che può favorire la ripartenza del San Giorgio, ma rimpallo sto sull'arbitro, sul diretto di gara, quindi si deve fermare il gioco perché San Giorgio che sarebbe ripartito grazie a un assist del diretto di gara di fatto non è possibile. Rinvio lasciato a Sise che va corto dall'autore del gol Giorgio Chinnici, che spesso ha sfruttato i calci piazzati, punizioni per far gol, però qualche gol anche bello questa stagione l'ha fatto lui, che è un difensore, un braccetto, ma per il modo di giocare di Filippo Chinnici che lo fa avanzare molto, lo mette come in questa situazione a supporto dell'azione come uomo in più da dietro e poi molto spesso se ha lo spazio del tiro un giocatore
del suo calibro, la sua qualità col sinistro che ha. È sicuramente un'arma in più come in questo caso. Possesso Castellammare. Adamo. Servizio per il capitano. La palla interessante per Guaiana, sbaglia il tempo Chinnici. Guaiana in posizione regolare, destro! Palla alta di un soffio, all'improvviso si è affacciato il Castellammare. Lo ha fatto col suo numero 9. Ha perso clamorosamente la lettura Chinnici. E Guaiana va un passo dall'1-1. Scavalcato Sisè che era leggermente fuori dei pali, ma scavalcata anche la sua porta. Bel movimento comunque, bella anche la palla di Adamo. Messina, manata sul maltese. Che prima. È giallo, anche per lui. Era un avviso, c'è stato un avviso come nella situazione di Adamo poco fa. Doppio fallo di fatto per entrambi. Stesso metro di giudizio per l'arbitro, prima giallo ad Adamo, prima, adesso giallo anche a Messina. Mario Tricoli. Chinnici. Palla tesa tra le linee a cercare Maltese che può girarsi, cerca l'imbucata, Messina chiude, poi Di Paola esce, lo fa su con le mani. Musso, Messina, apertura su Tarantino, corso, bravissimo, una pressione alta, gli dice qualcosa che gli dice bravo, lo sentiamo da qui. Si fa sentire sempre anche nei complimenti, negli elogi, e qui sicuramente va elogiato il movimento di corso. Qui attenzione perché c'è un battibecco tra le due panchine, c'è un battibecco tra le due panchine e anche in prossimità con qualche giocatore del Castellammare, da capire a dinamica perché da qui non possiamo capirlo, forse qualche parolina di troppo. E adesso le cose si intensificano e Messina su tutti a parlare, deve stare attento Messina perché già muoito adesso contro Fabio Gai, attenzione. L'abbiamo detto, la partita è molto nervosa sin dall'inizio di questa partita. È iniziata già male da questo punto di vista la partita. Gli ammoniti del Castellammare sono Messina e Adamo. Oh, vederlo. Che bella. All'andata Mertaccio Burello, ciao. È tutto ok dopo qualche battibecco con protagonisti soprattutto Messina e Chinnici, mi è sembrato di capire. Però qualcosa parte da... Qui giallo per Tarantino. Con ancora qualche parolina di troppo giallo per Tarantino che poi ha battuto questa rimessa. Credo il suo indirizzo in una quello di Chinnici. E di fatto l'ammonizione, anche questa giocata male, 3 ammoniti già per il Castellammare dopo 20 minuti. Adesso anche Tarantino si aggiunge alla lista. Malik Ba, dribbling, poi fuori gioco di Ribaudo, alzano tutti la mano e alla fine si alza anche quella dell'arbitro contestualmente alla bandiera degli assistenti. Sisè, bella la sciabolata su Chinnici. Duli, che per fisicità e per lavoro in impostazione può ricoprire quel ruolo, l'ha fatto un paio di volte quest'anno. Scalisi, che invece è un centrocampista di inserimento, oggi gioca più da mediano perché corso sul mezzo destro, poi c'è sul mezzo sinistro. Però ottima dote di inserimento Scalisi, che qui allarga su Chinnici. Pane bianco, poco spazio fin qui per sprintare, ce l'ha invece Chinnici che punta Adamo, palla al limite per Di Fatta che libera Pane bianco, ottimo lavoro col terzo uomo e poi la protezione di Adamo in fallo di fondo.
Ha lavorato bene sulla catena di sinistra il San Giorgio con un po' quello che vuole Chinnici nelle corde, le caratteristiche di questa squadra. Braccetto esterno mezzala. Ribaudo in libertà, controllo poi grande, sciapolato in avanti a cercare Guaiana. Palla lunga, è uscito Sissè. Dulì trova il varco, Scalisi. Corso. 23esimo, San Giorgio 1, Castellammare 0. Sin qui decide il super gol di Giorgio Chinnici al quarto d'ora. Pace, con pazienza il San Giorgio che adesso gode giustamente del vantaggio. Corso. Tricoli. Alaimo, bella palla in verticale, trovato Maltese, si è mosso Scalisi che si inserisce. Scalisi guarda in mezzo, trova di fatta. Di Paola si oppone prima. Occhio perché può andare il Castellammare in ripartenza. Ripodo per Frisella che può partire sulla corsia contro Alaimo. Bravissimo Alaimo che passa avanti, non c'è fallo di Frisella che poi allunga per Ba. Alla fine il lavoro decisivo di Tricoli in chiusura. La professore Frisella. Forse voleva il fallo di Alaimo ai suoi danni. Dove chi è? Chi è? Ja, vai da stia, volevo da te. No, non te, non Stai te. attento. No, mandatelo là. Si riporta dietro, Sissè. Chinnici. Campanile alzato Maltese di ginocchio, voleva controllare forse. Poi Adamo. C'era fuori gioco di Guaiana, non di Malik Ba. Chinnici può controllare e poi spazzare via. Tarantino sbaglia questo controllo bucato completamente. Corso con una bella finta. Con un numero, porta a casa un calcio di punizione. Senza fretta Scalisi. Tricoli per Chinnici liberissimo. Chiamiamo un po' di campo per avanzare. Stringe Pane Bianco. Velo di Pace, interessante. Maltese. Pane Bianco. Trovato Pace che prova a inventare. Si è opposto Tarantino. Maltese. Corri in palla in buca per Di Fatta. E si è inserito l'uscita di Paola. Stanno iniziando a lavorare anche in queste combinazioni, in queste connessioni. I due centravanti di oggi al San Giorgio, qui sembrava esserci fallo su Guaiana. Personalmente sembrava così anche a me. Tutto regolare. Ribaudo. Riparte da dietro, vuole ricominciare al basso. La formazione bianco-blu. Tarantino. Guaiana. Non tocca però alle sue spalle, c'è Malik Ba che buca il controllo. E allora, gladiando lì. Di fatto in fuorigioco di rientro. Adesso al dietro di gara la bandiera si alza, quindi deve essere fermato il gioco. Adamo prende un po' di campo sulla destra, ancora il capitano. Guaiana. Apertura su Piazza che va a duello con Pane Bianco, il raddoppio di Chinnici. Piazza a terra, non c'è fallo. Il San Giorgio l'ha recuperata. Pace col lancio su Di Fatta, atterrato Adamo. Adamo è stato attentissimo perché ha ammonito, partita piena di duelli. Pane Bianco di testa Caronia. Tricoli deve calmare questo pallone pazzo che finora ha viaggiato solo alto da terra. Caronia allontana. Corso può raccogliere, può insistere per il San Giorgio. 26 sul cronometro. Scalisi che sin qui si sta comportando da metronomo, molto bene da mediano. Ottimo di impostazione, anche inserimento, ma non ci ha rinunciato con l'inserimento di poc'anzi, ha nato un'occasione per il San Giorgio. Cross di Scalisi, lungo per Di Fatta, poi dall'altra parte non c'è nessuno a raccogliere. E poi Piazza che aveva libertà, spazzato via questo pallone. Chinnici per Pane Bianco che vuole tirare, diventa un assist su cui si avventa Maltese che ha aperto il piatto ma non arriva a impattare. Voleva questo Pane Bianco, voleva un tiro cross da sotterra e poi alla fine ha fatto una giocata interessante, un'idea interessante Maltese con un pizzico di ritardo. Un San Giorgio che sta giocando molto bene. Castellammare che
va con i riferimenti, poi fa fatica a ripartire anche. Guaiana protegge, Frisella, Guaiana tacco, palla che è uscita prima del lancio di Tricoli, quindi rimessa alla squadra di Castellammare. Frisella con una Veronica, era passato e c'è fallo su di lui. Oh, e ci mezz'ema. Bello il numero, Io me calamani niente. tutto mancino. Luca Frisella, esterno alto in quello che sembra un 3-5-2 come schieramento tattico del Castellammare, con due punte sicuramente sono Malik Ba e Simone Guaiana. Frisella e Piazza sono gli esterni alti, poi centrocampo Ribaudo, Messina e occhio a Ribaudo, nel frattempo va dentro Sise con un pugno addirittura, e Musso centrocampo. Dietro ci sono Adamo, Caronia e Tarantino, che non abbiamo dato una lettura di formazioni completa, però lo schieramento tattico è quello. Anche il San Giorgio si difende a 3-5-2 perché oggi non c'è Torres Martinez davanti, ma al primo minuto di fatta Ciao Franco. Dulì, che è una punta diversa, non sicuramente di peso, infatti Maltese sta facendo un po' più quel lavoro, di fatto è una punta più mobile. Frisella, cross col piattone, Messina arriva al centro dell'area e non arriva a impattare, si è impiantato tantissimo, ma c'è calcio d'angolo, non ci credono Dulì e Chinnici, ma evidentemente c'è stato un tocco di un difensore del San Giorgio, alla fine decisivo perché sembrava un passo Messina dall'impattare questo cross interessante di Frisella. Calcio d'angolo Castellammare, il primo di questa gara per la formazione ospite. Pallone sul secondo palo, vola Tarantino, poi allontana la difesa del Beresce. Malik Ba, Frisella di tacco, trova l'11, ancora Frisella, palla che è uscita lateralmente. Un quarto d'ora pieno alla fine del primo tempo. Non ci sono state grosse perdite di tempo, se non per qualche battibecco in panchina. Si va a scaldare Santiago Torres Martinez. Qui rimessa che passa al Castellammare. Guaiana, Frisella, Tricoli in vantaggio, può proteggere, sempre puntuale, sempre che lavoro di Tricoli che guadagna rimessa al fondo. Sise, a cercare pace. Di testa trova di fatta, forse spinto da Messina. Dulì sbaglia. Questo pallone giocato con l'esterno male, rimessa a Castellammare. E parte lì, che dobbiamo aspettare? E torna parte lì, ma Malik Ba, tunnel di Pane Bianchi in una zona in cui non si dovrebbe fare questa cosa qui. Messina con il destro, grande apertura per Frisella che va di testa, non mette a terra. La palla è disponibile per Guaiana, ancora di più per Sise che va a rinvio lungo interessante per Maltese. Adamo arriva prima e poi Di Paolo deve uscire, la palla non è in aria e la deve andare di piede. Chinnici di testa, fuori gioco di Ba. Ha vinto l'ennesimo duello Giorgio Chinnici. Pace, 1 contro 1 tra le linee maltese, scarico, poi rimpallo fuori, cerca l'esterno per di fatta che ha lavorato più da esterno alto, si è interscambiato con Pane Bianco in questa situazione per non dare riferimenti. Dulì, Guaiana riesce solo a sfiorare, corre Malik Ba, Tricoli rifinisce. Pace si gira bene dopo il controllo, pronto a inventare Giovanni Pace, esterno che trova Maltese, si gira e parte Maltese. Contro 2, Pane Bianco.
Aspetta un sostegno, Scalisi attaccato con l'esterno. Si libera questo pallone a 2 tocchi sulla pressione. Finora ottima prestazione quella di Mattia Scalisi davanti a difesa. Pane bianco, addirittura da mezzala, apertura, tesa su Chinnici, controorientato per saltare il baudo. Occhio perché è zona tiro, ancora per Chinnici che arriva al limite, un tocco in più. Pace, controorientato di Giovanni Pace che vuole portare sul destro, può anche andare a calciare a giro! Fuori di un soffio, ci ha provato ancora Giovanni Pace e palla che sfila fuori di un niente. Stavolta non ci sarebbe arrivato Di Paolo. E tutto sempre nasce dalla catena di sinistra, dalle iniziative di Giorgio Chinnici, che è sicuramente il migliore in campo di questo primo tempo, oltre al gol che al momento inchioda il risultato. Tamburi di Piana iniziano a suonare, come sempre in ritardo, ma si fanno sentire sempre. Messina alza il pallone, Guaiana, bello il controllo contro 2. Alla fine Laimo così, però di fatto diventa un assist per Ribaudo, non controlla Ba. Scavinello, si tu Alain. Tangel. Visto che in questo primo tempo ha fatto un po' più il lavoro di posizione, di diagonali, poca spinta. In realtà ha spinto il giusto, ma si è... hanno anche cercato poco, hanno cercato più la catena di sinistra. Se ci fosse una hitmap non siamo ancora a quei livelli, ma vediamo di arrivarci presto. Della partita, soprattutto del possesso del San Giorgio, direi che almeno il 65% delle azioni si è sviluppato sulla sinistra. Scalisi, Pace tra le linee, quasi a trequartista, trova Pane Bianco, controllo e sinistro, che era partito bene ma sbatte su Adamo. Musso allontana, salta ma arriva sempre Dulì, che sta vincendo ogni santo duello aereo. Corso all'indietro, Scalisi, riprende in verticale, non è una brutta palla, ci credi, fatta, esce Di Paolo. Tarantino cerca sempre la palla lunga il Castellammare anche in questa situazione. Musso da dietro va a disturbare Scalisi, che poi va ad abbracciare letteralmente Guaiana, poteva partire. Pariziano, fallo tattico, classico fallo tattico di Scalisi in questa situazione. No, desplasme de Marcet. Ribaudo, il sistema di pallone va col mancino dentro, teso a cercare il secondo palo. Messina su tutti, che è uno dei più alti. A proposito di stazza, di altezza, da Minzise, che ha il piccolo dettaglio in più in queste situazioni, che può utilizzare le mani, quindi un portiere di esperienza e grande personalità, uno dei migliori acquisti di questa stagione del San Giorgio. Tricoli, palla per Scalisi che controlla bene, si è inserita ancora Maltese sulla sua destra, quello servito, cross di Maltese, deviazione, palla che si impenna ancora Scalisi, contatto, calcio di rigore. È arrivato prima Scalisi, disperato Musso che ha commesso fallo ancora una volta. Il lavoro, l'inserimento di Mattia Scalisi, il lavoro tra le due catene, in questo caso di destra, contatto. L'arbitro forse vuole parlare con l'assistente, no, va da Scalisi a sincerarsi delle condizioni, chiama lo staff medico, la decisione è presa, calcio di rigore per il San Giorgio Piana. Le chance per andare sul 2-0 quando mancano 9 di questo primo tempo. E sarebbe sofferto per Castellammare, che in realtà non è che abbia costruito molto in questo primo tempo, anzi praticamente nulla. San Giorgio che invece non capisce niente, cretino quello! calcio di rigore. E se abbiamo parlato di Salvatore Maltese, che ha avuto l'opportunità poi di segnare quel rigore contro il Lascari Cefalù, che invece è stato fallito, parato dalla Mimba, poteva regalare vittoria al San Giorgio Piani, invece adesso
ha l'opportunità di farsi perdonare e di tornare al gol. Non è una macchia sul suo curriculum perché è un attaccante favoloso, sta facendo un'altra grande stagione, però intanto deve segnare questo rigore. 37esimo. Maltese contro Di Paola, rincorsa lenta. Maltese, Di Paola ancora! Di Paola ancora, gli dice no, secondo rigore sbagliato da Maltese consecutivo. E questo l'aveva tirato anche bene a munizioni per Musso per proteste. Il Castellammare sta beccando una serie di munizioni inutili e tutte ingenue anche. Maltese ancora negativo dal dischetto. Qui secondo me è so più bravo Di Paola perché non aveva calciato male Maltese, aveva giocato bene ma a mezza altezza e non sono facili rigori a mezza altezza da prendere. C'è solo da rincuorare Maltese quello che fanno i compagni. Rincorsa lenta, va cambiato tipo di rincorsa, aveva calciato sempre lì, quindi manca il raddoppio il San Giorgio Piano che però è un calcio d'angolo. Ok, trattenute, pace alla Bagnierina. Gran Prati Di Paola. Ancora Pane Bianco contro Adamo che non si sono invitati a cena durante questo primo tempo, troppi, tanti contatti. Pace, finalmente si batte, Pane Bianco non arriva nessuno, palla è lì e poi c'è forse un Mani un giocatore del San Giorgio. Si gioca ancora. Chinnici, Velo, Pace, Crocheta, gran numero e poi è Tarantino ad allontanare. Frisella, corre e Sombrero, bella giocata per aprire il campo a Malik Ba. Piazza. Apertura su Guaiana che riceve largo, 1 contro 1. Guaiana rientra, poi torna sul destro ancora nello spiego dell'area. Ottimo lavoro di Alaimo che dalla parte sbagliata a questo punto proveniente quella giusta perché va a chiudere. Ma dopo ogni ci stia. Ma a te cucciandì il mano deve ne stia. Accia. Pane Bianco, quindi chance del 2-0 fuori da qui. Ha sbagliato Adamo che ha bucato l'intervento della Poccore Di Fatta, arriva come un treno maltese a sinistra, Di Fatta col dribbling, saltato Caronia, arriva Corso, Di Fatta vuole andare in porta con il destro, Di Paola respinge. Qui ha sfruttato benissimo il campo Di Paola, ecco perché l'ha messo dentro 15 per sfruttare le situazioni come queste in campo aperto. Aveva 2 sostegni ma preferito andare in porta. Di Paola ancora presente. Altro corner, 40esimo, 5 da giocare. Tricoli e Musso a spingersi. Pace, a rimorchio maltese, si è staccato dal blocco al limite dell'aria, poi però sul rimbalzo ha mandato alto. Malik Ba, Scalisi, recupera lontano. Non poi nessuno Di Paola. Tarantino. Messina, una palla complicata, Messina è bravo a controllarla, poi però la butta via. Poche trame da parte del Castellammare. Poca coralità fin qui. Pace, controllo di Pace, Malik Ba da dietro lo aggredisce e gli scippa il pallone. Da una mano Musso, ribaudo, tocco di prima, Malik Ba prova a combinare il centrocampo del Castellammare insieme al numero 11. Messina, sventagliata a piazza, si è aperto in ritardo, riesce a toccare di testa ma sopraggiunge Pane Bianco che è veloce, lotta contro 2, alla fine si esce il pallone in out.
fatto la cosa. Caronia Chinnisci di testa, arriva prima Guaiana che tocca soltanto. Cretino, arbitro! Sei cretino! Messina di testa. Guaiana. Scarica dietro. Tarantino riesce a riprendere, poi Guaiana quasi abbassandosi di destra, inginocchiandosi, però ancora una volta non riesce a costruire una trama interessante in Castellammare. E allora Maltese sulla sinistra, palla in campo, resiste la carica di piazza, prende il fondo Maltese che prova con l'esterno a fare la carambolare. Scalisi di testa pulisce. Guadagnametri Castellammare rimessa 43, 2 minuti in più, eventuale recupero anche probabile. In realtà poche perdite di tempo, però penso che un minuto di recupero di circostanza ci sia. Guaiana, rimpallo sulla scheda di Chinnisci e Tricoli può lasciare perché c'è Sise che urla mia. Mare bianco, Scalisi non tiene basso questo pallone ma riesce a ricominciare da Dulì. Sise con rinvio teso, corso di petto, Scalisi lo aiuta per portare a casa un fallo, si butta da Scalisi che poi fa fallo lui per palla trattenuta, punizione. Punizione buttata rapidamente al Castellammare, Frisella a sfidarne due, si appoggia sul ribaudo. Tarantino da mancino a mancino, ribaudo. Caronia, Messina, palla scomoda per Caronia, Tarantino arriva in soccorso per terla in campo, riparte da Di Paola, cercare Frisella che prova a terla in campo con un gesto tecnico. Castellammare che gioca palla a terra, combina bene, poi a un certo punto, soprattutto al basso va la palla lunga. Sì, qui il San Giorgio ha sfruttato queste palle lunghe giocando molto sui duelli aerei, sempre stravinti anche grazie a tre giocatori fortissimi, soprattutto in quell'ambito, cioè sui duelli aerei. Poi dietro oggi c'è anche gladiando lì un po' per adattamento, un po' forse anche la scelta tecnica c'è di metterlo lì per lavorare in quella maniera. Tricoli mette fuori. Malik Ba contro 2 contro 3 la tiene, prova a passare, passa Malik Ba e guadagna un calcio di posizione. Bel lavoro qui del numero 11 che era ingabbiato, è riuscito a portare a casa forse il massimo da questa situazione qui. Punizione quando siamo 40 secondi oltre il 45esimo, quindi probabilmente si chiuderà con questa azione il primo tempo. Tutti dentro tranne Musso e Piazza. Palla dentro, colpo di testa, la traversa, l'ha presa Tarantino prima di tutti e su questo brivido si spegne il primo tempo. Colpo di testa di Tarantino sulla punizione calciata bene, la traversa trema per il Castellammare che va a un passo dall'1-1. Il San Giorgio va a riposo sull'1-0 ma non deve stare tranquillo perché poteva essere 2-0
con rigore fallito da Salvatore Maltese, parato ancora da Di Paola, contiene la maledizione per il numero 9 dal dischetto, ma il Castellammare, che ha combinato davvero pochissimo nel primo tempo, rischiò di fare 1-1 sull'ultima azione del primo tempo, ma comunque chiude il San Giorgio in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Giorgio Chinnici. Torniamo tra poco per il secondo tempo. Brina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Palermo. Il tema stadio tiene banco, tiene a tenere banco, però la sensazione è che ci stiamo avvicinando al traguardo. Assolutamente un tema che giustamente infiamma l'opinione pubblica, perché la squadra del cuore è sicuramente un bene prezioso e di questo stiamo parlando, di dare uno spazio adeguato alla nostra squadra del cuore, che ci fa spesso gioire, talvolta anche innervosire, ma il bello del tifo è anche questo, ed è importante che la nostra squadra e i nostri tifosi abbiano uno spazio adeguato alle esigenze, diciamo, di chi viene qui appunto per divertirsi sicuramente, a partire da una convenzione di cui si è tanto parlato in questi giorni, che ha visto i tavoli dei massimi vertici istituzionali a livello territoriale e che certamente sulla quale stiamo lavorando per trovare soluzioni concrete. I temi sul tavolo sono stati tanti, è una convenzione di una lunghissima durata, stiamo parlando di 80 anni e stiamo parlando di un bene pubblico, quindi è importante che ci siano tutte le accortezze del caso, fermo restando la volontà certa di questa amministrazione di trovarle nel più breve tempo possibile. Abbiamo pensato al tema dei disabili con grandissima attenzione, abbiamo pensato ai temi sociali che riguardano un impianto come questo, che deve naturalmente con carattere di priorità ospitare le partite del Palermo, ma che può anche ospitare eventi benefici di natura sociale e che deve farlo secondo tutti gli standard previsti alla norma. Come sappiamo, i lavori di manutenzione ordinaria non fatti per alcuni anni si sono oggi trasformati in lavori di manutenzione straordinaria e quindi per questo è importante che il Comune di Palermo e la società vadano a braccetto in questo percorso che a breve speriamo possa trovare una degna conclusione. L'iter che ormai tutti conosciamo è quello che da un passaggio in giunta si arrivi alle commissioni di competenza per poi finalmente traguardare il Consiglio Comunale, che sono certa, a partire da tutte le forze politiche di maggioranza per ciò che mi riguarda, ma ritengo certamente anche di opposizione, saranno coese nel voler dare una migliore convenzione possibile a questa società. Appunto. Ecco, si parlava di un impianto che possa essere a portata di tifosi, ma anche a portata di cittadini 7 giorni su 7, quindi al netto della partita. In che modo questa idea è realizzabile? Sicuramente ci sono tante idee al vaglio della società e del comune, anche a partire da spazi non propriamente interni allo stadio, e mi riferisco al pallone, come tutti noi lo conosciamo, una struttura nata tanti anni fa per altri scopi, ma oggi rimasta abbandonata, seppur oggetto di tutta una serie di idee e di progettualità che fino ad oggi non si sono potute realizzare. Ecco perché il Comune ha raccolto di buon grado l'idea della società di provare a trovare insieme delle soluzioni per rendere nuovamente agibile questa struttura, nuovamente funzionante e che possa, perché no, ospitare anche attività sportive, come dire, propedeutiche, diciamo, all'attività calcistica in senso proprio, così come pure altri spazi legati alla cosiddetta, noi a Palermo la conosciamo tutti come l'ex area Rom, anche questa purtroppo lasciata in una condizione di totale abbandono per anni e anni, che oggi sconta ancora quella condizione di abbandono e sulla quale possono essere messe in campo altre soluzioni che possano consentire ai cittadini e ai ragazzi di praticare sport all'aria aperta e in condizioni sicuramente migliori rispetto a quanto oggi purtroppo accade con grande fatica. Per chiudere in maniera molto larga, considerando che in questi ambiti non c'è mai la certezza, non c'è mai la precisione, le prossime tappe di questa convenzione all'interno del Consiglio Comunale? Sappiamo che c'è un consiglio entro 2 settimane.
Beh, la tempistica, come dice bene, non è semplicissima perché occorrono dei tempi meramente tecnici per consentire all'atto, dopo essere stato esitato dalla Giunta, di passare attraverso le commissioni di merito, atto non diciamo di mera burocrazia ma di contenuti concreti e di sostanza, perché le commissioni avranno il compito di rivedere l'intera convenzione, di valutarne tutti gli aspetti, se è il caso anche di emendarlo o di proporre delle soluzioni alternative, per poi appunto arrivare in consiglio comunale ed essere appunto poi oggetto della valutazione dell'intera assise, quindi dei 40 consiglieri comunali che potranno appunto poi esprimere il loro voto in consiglio appunto. Con il risultato di 2-1, la sfida per eccellenza del campionato tra Misilmese e San Giorgio Piana, visto anche la classifica. Siamo qui con il mister Napoli, chiediamo subito un giudizio sul match. Ma io penso che da entrambe le parti hanno espresso un calcio veloce e divertente, e chi è venuto a vedere questa partita, malgrado le condizioni meteorologiche non promettevano bene, penso che si sia divertito. Io penso che sia stata fatta una partita bella, intensa. Il primo tempo potevamo anche andare non solo sull'1-0 ma anche sul 2-0, però dall'altra parte c'è stato un grande portiere che ha parato, degli interventi in scivolata sulla linea, e poi nell'unica occasione che loro hanno creato con una palla di profondità abbiamo subito questo calcio di rigore. Però non entro nei meriti c'era non c'era, perché poi anche nel secondo tempo c'è stato un fallo di rigore a nostro favore. Nel primo tempo una palla che aveva varcato la linea della porta, però non essendoci VAR, non essendoci niente, allora stiamo lì solo a commentare. Perciò commentiamo che oggi è stata fatta sia dalla Don Carlo Misilmeri sia dal Piana degli Albanesi, dal San Giorgio Piana, una grande partita, e io penso che chi è venuto a vederla si sia divertito, ed è la cosa più bella, almeno per me come allenatore, a prescindere dal risultato, che poi è come dire, la ciliegina da mettere sulla torta, quello del risultato vincente, quello della prestazione. E io penso che i miei ragazzi oggi hanno messo in campo una prestazione importante. Però non ci dobbiamo fermare qui, per cui io l'ho detto anche a fine partita, che già sabato prossimo abbiamo un'altra partita ancora più difficile di quella con il Piana degli Albanesi. Oggi abbiamo visto invece riscaldarsi la Vardera, però non è entrato, forse ancora non ha recuperato l'infortunio. Le chiediamo un po' un punto sulla sua situazione. No, diciamo che negli ultimi giorni ha iniziato a rimettersi un po' in squadra, a lavorare con la squadra, però non è ancora al 100%. Abbiamo dato anche qualche altro giorno di riposo, perché vorremmo utilizzarlo, o almeno provare ad utilizzarlo pure per la partita successiva di sabato prossimo. Vediamo come va l'andamento della settimana e valuteremo insieme allo staff medico se farlo entrare o essere disponibile, perché anche oggi, pure se era in panchina con me, non l'avrei mai schierato, perché ancora non è al 100%. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita. Si giocherà di sabato contro la Parmonval, un campo decisamente complicato, non soltanto per l'osticità un po' della formazione di mister Mutolo, ma anche e soprattutto per il manto erboso, che chiaramente non c'è, è un campo in terra battuta, a differenza invece del campo di casa delle Misilmeri. Come la imposterete e che gara sarà? Intanto godiamoci questa bella vittoria, che penso che ancora abbiamo tanta di quella adrenalina in corpo per poter, come dire, pensare a quello che è stato questi 95 minuti, 97 minuti di oggi, poi alla partita successiva con la Parmonval. Sì, hai detto bene, il campo magari non sarà quello di Misilmeri o di qualche altra società. Loro sono un'ottima squadra, di sicuro saranno più avvantaggiati sulla carta perché ci allenano durante la settimana, per cui sanno anche i rimbalzi, ma a prescindere da tutto questo,
da campo non campo che sia, io penso che la Parma ha dimostrato di saper giocare anche nel campo in erba sintetica, con la vittoria di Castellammare. Io non so oggi cosa abbia fatto nel risultato di oggi, per cui è una partita da tenere in grande considerazione a prescindere da quello che è il discorso campo. Per cui dobbiamo essere più forti del fattore campo, ma dobbiamo essere anche più bravi nel cercare di almeno provare e mettere tutto in settimana nel lavoro per cercare di mettere sotto la Parma, che non è una squadra da sottovalutare. Squadra che tornò sul rettangolo di gioco del Licauli, e tra poco il secondo tempo di San Giorgio Piana Castellammare avrà inizio. Primo tempo molto aperto, in realtà molto combattuto, non perché non sembra in realtà così da chi ha visto la partita, che ha visto il primo tempo, che l'abbia commentato, perché il San Giorgio non possiamo dire dominato, ma comunque ha creato tanto e si è portato in vantaggio grazie alla prodezza di Giorgio Chinnici al 15° minuto. Poi arrivata al 40° l'occasione per raddoppiare con Salvatore Maltese, e successivamente al rigore fallito da Maltese, il secondo consecutivo dopo l'errore commesso anche contro Jaschi Cefalù, il gol l'occasione per il Castellammare di fare 1-1 sull'ultima azione del primo tempo, su una punizione laterale sul colpo di testa di Tarantino, che ha preso l'attraverso un Castellammare che non aveva creato nulla fino a quel momento, aveva fatto fatica anche a ripartire, magari si era anche difeso bene in certe situazioni, ma ha fatto fatica a impensierire la difesa fin qui perfetta, sembra, a parte questo episodio del San Giorgio Piana, e a impegnare la Minzisei. Quindi un 1-0 non sicuramente bugiardo, ma un 1-0 che poteva essere 2-0 al 40°, che poteva essere 1-1 al 46°, nel minuto di recupero del primo tempo. Fatto sta che sta per avere inizio il secondo tempo di questa 25esima giornata del campionato d'eccellenza. Seguono a caccia di punti entrambe le squadre, il Castellammare è nono ed è una formazione sicuramente ostica da affrontare in metà classifica. Il San Giorgio invece, che naviga in zona playoff e continua a sognare come una neopromossa di fatto. Si parte, secondo tempo che iniziò adesso, con il pallone Castellammare che subito va a lungo con Messina. Non è una scelta apposita questa per permettere di salire. Nessun cambio per entrambe le squadre, da parte di entrambe le compagnie, gli stessi 22, non c'è stato nessun cambio. Vedo un Frisella più stretto in queste situazioni, che poi cerca la sventagliata in verticale a cercare uno dei suoi attaccanti, Alaimo. Ancora Alaimo, che si è visto poco nel primo tempo, ha difeso bene, poco cercato in fase offensiva. Tarantino, chiuso da Corsi. Malikba. Corsi interviene, tocca, rimessa laterale. Buon primo tempo di Corso, che ha fatto capire un po' perché è fondamentale negli equilibri del centrocampo del San Giorgio Piana. Oggi con l'adattato e Scalisi, che comunque è uno che interpreta benissimo il ruolo di
mediano, anche se più un centrocampista di inserimento, ma non ha comunque rinunciato agli inserimenti. Infatti ha allenato l'inserimento che poi ha portato al calcio di rigore di Maltese, anche se è stato fallito. Qui occasione per Malik Ba col sinistro che si spegne sul muro e in calcio d'angolo per Castellammare, che prova ad affacciarsi da parte del San Giorgio in questa avvio di secondo tempo. Ribaudo a battere questo calcio d'angolo. Ok, saltatori, palla a cercare Messina che non tocca, poi Frisella si cordia col mancino, la palla rimporta ma facile per la Minsise che si accartoccia e va a lungo, non si fa sorprendere Piazza. Pane bianco di testa, c'è molto campo per Chinnici perché si è un po' spaccata a metà del Castellammare in occasione del calcio d'angolo. Maltese, tunnel, passa Maltese che ha fatto una buona partita ma ancora una volta non è riuscito a segnare il dischetto, e questo per un attaccante pesa anche psicologicamente. Guaiana, va al cross per Malik Ba, palla leggermente lunga, esce bene Sise, un'occhiata di Dulì al guardalinea perché sembrava esserci offside, invece no. Chinnici, pane bianco, palla buona, Scalisi. Qui fallo su Chinnici, punizione. Alla fine arriva la Minsisi a battere questa punizione. Lungo, Messina di testa, Guaiana può lottare, arriva lui, scarica su Frisella, Tarantino è in verticale, cerca il movimento di Malik Ba, ottima copertura di Dulì, poi rimbalzo pericoloso, è dovuto uscire al limite di testa la Minsisi per anticipare l'attaccante del Castellammare. Scalisi, lancio per Maltese che duella con Tarantino, la main numero 3, raccoglie Chinnici quasi da centrocampista, Cammatese di Messina che è uno dei tanti ammoniti, tutti per il Castellammare del primo tempo, quindi formazione che è attenzione sicuramente anche in vista dei cambi al secondo tempo perché ci sono 4 ammoniti. Scalisi, corso un po' contro questo pallone, giocato un po' frettoloso a Scalisi. Frisella a terra, punizione. Messina lungo, troppo lungo, esce, si sa. Pace lavora quasi da play di tacco di fatta, rimpallo, Maltese ci arriva, sgambetto di Adamo che è già ammonito e infatti il brusio della panchina del San Giorgio arriva ancora. Falì in mezzo al campo, non si tratta di ripartenza, però ha rischiato Adamo, è stato l'unico, cioè il primo ammonito di gara, poi ne sono seguiti tanti. Tarantino che non è a ribaudo su tutti gli altri 3 oltre ad Adamo. Pane bianco, parte Chinnici alla sua sinistra, la palla è buona, no, non può arrivare Chinnici che si è trovato questa palla un po' lunga anche se c'hanno l'intesa con Pane bianco. A rinviare Caronia, cerca la testa di Guaiana che prolunga, Malik Ba mette a terra, arriva ai 20 metri, Scalisi con la spinta, punizione. Bel lavoro di Ba, poi era già in zona tiro praticamente il centravanti bianco-azzurro, ha dovuto far fallo, Scalisi
punizioni. Punizione, 7 minuti trascorsi del secondo tempo. Sembra già per il San Giorgio Piano col Castellammare che sta iniziando a fare la partita adesso dal suo punto di vista. Ha sistemato il pallone e ha contato i passi Luca Friselli, che è un buon mancino sicuramente. C'è anche il ribaudo che ha propizzato la testa di Tarantino in occasione della traversa a Castellammare. Va Frisella, basso in porta, ha cercato di sorprendere tutti andando sotto la barriera, palla che termina larga. Tra l'altro non eravamo troppo vicini, eravamo ai 25 metri circa, quindi bisognava dare anche un po' più potenza oltre che centrocampo. Si sei corto, gioca con Gladiandulì. Che dici? Quasi a centrocampista. Scalisi, verticale per la velocità di Fatta. L'uscita di Paola. Tarantino. Caronia, sinistra in verticale. Frisella prova a lavorare di spalle. La rimessa è sua. Ultimo tocco di Alaimo. Poi rimessa lunga di Frisella che prova a sbaragliare Tricoli, ci riesce, poi lo scarico di Malik Ba, Guaiana sbaglia l'appoggio, lo recupera però Musso che va a terra, ovviamente non falloso il contatto, poi Guaiana non calcia, appoggio su Messina che sistema sul sinistro per calciare, viene rimontato a Scalisi che ripulisce in fallo laterale e se San Giorgio si è abbassato un po' e di conseguenza si alza il Castellammare. Messina in rigore, è su 3 cm, palla verso lui, poi a prolungare, mette fuori Duli, così poi Scalisi, spazza via, dove non c'è nessuna maglia rossonera a raccogliere. Di Paola, lungo su Messina che fa l'attaccante aggiunto su questa palla, Frisella, controlla, rientra, si accentra, Frisella che va in slow, ma ancora contro 2 contro 3, è mancato l'ultimo dribbling, però bello affondo così Frisella che può essere l'uomo più pericoloso di questo secondo tempo. Ha fatto 2 importanti scase nel primo tempo senza trovare poi effettivamente occasione. Chinnici ha mandato già al primo tempo a scaldare Torres Martinez che continua a muoversi perché oggi la scelta tecnica di mettere Di Fatta dentro posto di Torres Martinez, Di Fatta che fin qui si è comportato benissimo, 2 attaccanti totalmente diversi per caratteristiche. Di fatto l'attaccante più mobile che ha avuto un'occasione nel primo tempo con un destro dal limite potente parato da Di Paola. Duli di testa, Scalisi, Messina a vuoto, Ponte falloso, Di Fatta posizione. Sbagliata per Malik, Tricoli bravissimo, spinto anche a Frisella che commette falletto. Insieme il San Giorgio, 56 sul cronometro, sempre 1-0, palla tesa, bassa e bello il controllo di Maltese. Pace, dentro a cercare l'inserimento di Corso non può arrivare, ha cercato di fermarsi lì per poi aspettare l'inserimento di Fatta che è arrivato in ritardo. Tarantino va sempre con la palla lunga a cercare Malik Ba, Tricoli e protezione ancora, ottimo comportamento di Mario Tricoli. Corso, bello il controllo, Pace di prima, libera lo spazio e trova Di Fatta,
sterza e poi palla tra lì. È per Maltese che buca il controllo, per un po' di campo per arrivare. Maltese è rimontato da Piazza, che può andare dietro la Di Paola. Tarantino, Musso, Frisella, lavora di sola parte Frisella, che prova a combinare con Ribaudo la palla che rimane lì, colpo che rimane in canna. Allora Corso imbuca per Pace, dall'altra parte sta arrivando come un treno Panebianco, la palla è per lui, un po' lunga, si impegna Panebianco a lottare con Adamo, cerca il numero, colpo di tacco intelligente, carambola e calcio d'angolo per il San Giorgio Piana, che è uscito un attimo dopo che ha fatto fatica in questi primi 10 minuti del secondo tempo. San Giorgio che con la sconfitta di Misilmeri è stato al quinto posto, quindi questo punto sta un po' più sbagliato. Corner per i padroni di casa, sempre Chinnici a battere, col sinistro uscire verso Triccoli, c'era anche Dulì, pallone messo fuori. Pace, lotta, spallata di Guaiana, regolare, rimessa. Frisella, rimasto alto, può correre ancora Frisella contro due, resiste, poi è atterrato Pace, punizione, fallo di stizza di Luca Frisella. C'è il primo cambio per il Castellammare, mentre intensifica il riscaldamento Torres Martins, anche Gaio adesso, il capitano che ha fatto una gran partita antitasca di Cefalù. Allora è uscito Ribaudo ed entra un attaccante, perché si piazza di fatto accanto a Guaiana, entra il numero 18 Dario Taibi, quindi 3 punti adesso per il Castellammare, diventa un 3-4-3 perché tolto un centrocampista rimangono Musso e Messini in mezzo, Taibi, Guaiana e Malik Ba gli attaccanti, con Malik Ba che è un po' più arretrato in questa fase. Scalisi controlla, palla dentro, Maltese largo, c'è di fatta che Maltese con la finta, c'era solissimo di fatta che per questo palla c'è un po' intestardito, poi Corso prova il destro, contro il balzo face per di palla, c'è un po' intestardito Maltese col pubblico degli Cavoli che ha un po' rumoreggiato, ha chiesto scusa. Frisella, Scalisi di testa, Taibi lavora bene il numero 18 che non porta a Casifalo, lotta ancora Taibi e Casifalo subito a lottare per questo calcio di munizione. Dario Taibi porta a casa un fallo. Punizione quindi per il Castellammare, che prova rugbisticamente a portare a mettere in questa maniera anche attraverso punizioni. Occhio perché da questa situazione è nata la traversa del primo tempo. Frisella col sinistro dentro, Messina la gira, il lavoro di Maltese a murare, poi Frisella con un fallo, un genio su Tricoli, su Pace, perdono. Si arrabbia Frisella, è abbastanza in giro. È pronto Santiago Torres Martinez per fare il suo ingresso in campo. Sì, è pronto Torres Martinez a fare il suo ingresso in campo, anche Fabio Gaio. No, Fabio Gaio ancora si scalda, ma Torres Martinez sicuramente viene al posto di chi? Chinnici con la palla su Corsi in area di rigore, Corso prova il destro, quasi di trivela sul muro. Gran cambiato di Chinnici, grande palla. Gladiandoli, pressato da Guaiana, adesso c'è un po' in pressione, rischia Dulì, e poi se la cava andando all'indietro da Sisè, che va con l'esterno. Corso si gira benissimo, Corso, gestione ottima del pallone del numero 8. Dulì a cercare di fatta, salta Tarantino e poi Corso
piattone con cui si appoggia. Alaimo di fatta, riceve largo, riempie l'aria maltese, arriva anche Corso. Di fatta in aria, dribbling esteso e stavolta non c'è nulla. Secondo l'arbitro che fa cenno di no con il dito. Di fatta che ha saltato l'uomo ma ha accennato la caduta. Sisè sul blocco di Dulì. Su Taibi. Chinnici, sempre tanto spazio da quella parte. Sbaglia qui però. E allora Messina, Malik Ba, Scalisi, Pace, sta partendo Maltese, la palla è lunga, non buca l'intervento Caronia, palla in laterale, eccolo. Il cambio per il San Giorgio, ha adoperato il primo cambio, la prima sostituzione di Castellammare, arriva il turno anche della squadra di Filippo Chinnici, ma ci sono altri 2 cambi in serbo per la squadra di Cardinale. Allora, dentro sicuramente Torres Martinez è uscito di fatta e diciamo che ce l'aspettavamo questo cambio, non perché di fatto avesse fatto una brutta partita, ma perché difficilmente toglie Maltese Chinnici e perché se non lavorare insieme di fatto non è magari uno che ha i minuti alle gambe. Dentro Torres Martinez per il Castellammare è entrato sicuramente Giuseppe Pizzolato con la maglia numero 14 e adesso annunciamo anche l'altro. Subito, primo pallone toccato da Torres Martinez che poi allarga sul pane bianco che va al cross dentro per Maltese. Di Paola salta e blocca. È cambiato anche l'esterno. Pizzolato e arriva l'annuncio. Pane bianco. Prova a ricominciare Chinnici, ne esce alla grande, poi Corso, triangolazione con pane bianco di classe, poi uscì il San Giorgio verticale per Maltese, poi c'era Tarantino che lo teneva in gioco, sinistro di Maltese e la risposta di Paola che dice no, era tutto regolare perché lo teneva in gioco Tarantino e il sinistro di Maltese parato da Di Paola. Allora entrati Pizzolato e Benny Sorrentino per il Castellammare, oltre all'ingresso di qualche istante fa di Dario Taibi. Corner per il San Giorgio, lo batte sempre Chinnici, con sinistra a uscire, Messina ha liberato di testa. Alaimo di testa, Adamo fa lo stesso. Chinnici mette in laterale perché c'è Tricoli forse che è rimasto a terra. Adesso tutti i verticali hanno preso un colpo. Come misure ci muovi? Quindi avete modificato template. Alla fine rimessa tra per Castellammare. Però comunque sia una battaglia di Ma io, Marziali, mi sei sgheroi, ci pure, mi sei sgheroi, pure mi misure ci scusa. Col possesso, viene eseguito dal San Giorgio. Altro cambio fatto per Castellammare. Dopo Pizzolato dopo Pizzolato e Sorrentino è entrato anche Giuseppe Oliveri, quindi 4 cambi già adoperati da Cardinale. Oliveri, Taibi, Sorrentino e Pizzolato. Oliveri si è messo le 3 punte al posto di Malik Ba e ha cambiato modulo. Cardinale ha messo un 3-4-1-2 già da prima, però Ba non è un trequartista in punta, ma se la punta è sempre trequartista che conquista campo, sola esterno Chinnici.
Pane bianco, ottimo lavoro su quella catena. Cross di Chinnici a mezza altezza, colpi di Caronia, poi Adamo per evitare il calcio d'angolo. Non solo non la evita, pure la mette lui di forte il calcio d'angolo, svirgolando la conclusione. Ennesimo corner per il San Giorgio. Sempre Chinnici. Occhio a Duri su tutti, la palla è verso di lui. E poi Pane Bianco si è coordinato ma vi ha anticipato. Taibi, Alaimo senza fallo, Frisella è rimasto alto, lo stende di fatto Alaimo, che se gesto di stizza di Frisella munizione. Caronia. 22 minuti ancora da giocare. Guaiana sventagliata col sinistro per Frisella che arriva in area, sinistro dentro sul secondo palo. Oliveri da 2 metri alla porta, ha sbagliato un gol senza senso. Aveva costruito benissimo il Castellammare con la sventata di Guaiana, la palla tesa di Frisella. Oliveri è entrato in campo da 2 minuti all'occasione per fare 1-1, ma cosa ha sbagliato, incredibile. Sotto porta, manda clamorosamente alto, brivido ancora sulla schiena del San Giorgio. Ma qui un errore clamoroso. Aveva funzionato stavolta il lavoro di sponda di Guaiana, la palla di Frisella, occhio perché ha preso molto pallone Chinnici. Oliveri dentro per Guaiana che è in posizione di fuorigioco, la palla comunque era lunga. San Giorgio che si è un attimo spento, infatti Chinnici guarda la sua panchina. Anche Visconti adesso va a riscaldarsi. Sale il San Giorgio e il rinvio di Lamin Sisè. Teso Oliveri col collo praticamente. Però bene in partita con dinamismo, con personalità, però un'occasione che poi a fine partita in partite così importanti si conteggiano. Adamo con l'intervento sul pallone. Oliveri sinistro da lontano, alto di poco. Poteva farsi perdonare così. Oliveri, palla alta di un niente. Ha contato i rimbalzi, ha calciato bene col sinistro. E palla che ha soffiato sulla traversa. Vuole un tocco Oliveri di Sisè. Occasione molto simile a quella di Guaiana nel primo tempo, dove aveva calciato sul rimbalzo ma da più vicino allo spigo dell'area di rigore, spigo destro. Torres Martinez prova a prolungare per Maltese, Adamo sbilanciato, ci crede Maltese, l'uscita di Di Paolo. Tarantino, lancio lungo per Guaiana che prolunga, ci crede Frisella che è veloce, ottima copertura di Alaimo, poi è Frisella che lo stende da dietro. Frisella ha fatto tantissimi falli, rischia anche il giallo. Giallo per Oliveri che protesta. È entrato Oliveri, non penso ci sia qualcosa da protestare qui sul fuori di Frisella. Salta Caronia, Pace di testa, Torres Martinez anticipato, Pizzolato, alza il campanile, trova Guaiana che controlla ma perde l'equilibrio. Laimo lavora con Tricoli che tiene in campo questo pallone, poi rischia alzando il pallone. Taibi sbilanciato, non c'è fallo ed è Dario Taibi l'ultimo a toccare, rimessa per il San Giorgio. Adesso partita, fase confusa della partita complicata dopo quell'occasione del Castellammare
il San Giorgio deve ritrovare la lucidità. Sì, i duelli si sono intensificati. Taibi, sombrero Scalisi con il petto, non con le braccia, molto vicino al detto di gara e dice si gioca. Maltese, Guaiana, lavora di sponda, scarica su Pizzolato che vuole insistere lì, ancora per Guaiana, si butta dentro Frisella che poi rimane lì. Pizzolato, Maltese a dare una mano dietro, alla fine rimane sempre il Castellammare che adesso ci prova, attacca, Scalisi allontana, rimessa. Sono 39 i punti del San Giorgio che si ebbe a 42, 30 i punti del Castellammare. Non è tanta distanza, ma sia comunque corta, nel senso che quinta, nona. Classifica cortissima, soprattutto da playoff. Taibi lascia sfilare, poi dall'altra parte potrà arrivare Sorrentino, allontana per Bianco, il lancio che diventa buono. Un assist quasi per Torres Martinez, all'indietro. Intelligente Coronia del suo portiere. Palla in verticale, si esce sul lavoro di Prozio di Dulì. Chinnici. Sono pronti i cambi per Chinnici, pronto Fabio Caglio che si è ancora giocato addosso. Torres Martinez prolunga, finora attentissimo Caroni in questo secondo tempo. 74esimo adesso, quarto d'ora a giocare. Dopo chi ce l'ho sui balloni, c'è Tallosi, oh, ma tutto Pace sulla spina di Torres Martinez, è uscito questo pallone. Ma là che per disgrazia se ne punto detto il soffrire fino alla fine. Adesso 15 devono striate i suoi dalla panchina. È calata sicuramente l'intensità di questa partita. Adamo, sventagli in avanti, Scalisi di testa. Maltese salta, non arriva, prova a riuscire Torres Martinez, altro duello aereo, poi Adamo. Di testa Laimo, raccoglie Pace prima di Messina, poi la gioca benissimo, soccorso che rintana, Pace sposta, fallo di Messina che è già ammonito e viene graziato anche lui. Infatti ci avete detto, io sei una cittadina, madre, sei molto. Pane bianco, cross da 3/4, gomito di Messina non sanzionati. Allora può andare Castellammare a ripartire con la palla lunga per Frisella che è veloce, ci crede e non riesce a tenere in campo Luca Frisella. Se la prende comoda Alaimo che adesso viene invitato a battere. Tutto aperto ancora a Licaoli, Pizzolato va a lottare, corso a dare fastidio, Oliveri spedisce avanti su Taibi che controlla bene, poi calcia col destro, ha lavorato benissimo, Dario Taibi, stop, palla a terra e destro incrociato largo. Anche lui è entrato bene in partita. Sise lungo per tutti, poi anticipo di Sorrentino sul Pane Bianco. Pace, rimpallo, fallo di Pace su Messina, punizione. Messina battuto rapidamente nonostante il disturbo e ha trovato Frisella che prende la mira, vuole calciare di Frisella, sbaglia completamente la scelta, ha lasciato rimbalzare e poi ha spedito altissimo.
ripetersi, ha fatto di questa rimessa al fondo. Duli, Torres Martinez, ha commesso lui fallo cinturando Caronia, punizione. Tarantino, un occhio verso l'aria, palla a cercare Guaiana, è già in fase forse incastellare la sponda. Taibbi prova a girarsi, rimpalla e poi Chinnici prova di sempre facendo uscire questo play che non esce per il rimpallo. Scalisi, ci pensa lui allora. Maltese, prova a controllare, lotta con Adamo, ancora Maltese, prova a girarsi, Adamo chiude, rimessa. Ok, perché c'è stato un allontanamento, cartellino giallo per Sorrentino, ne è entrato, anche lui si becca il giallo, quinto ammonito alla gara. Adesso sono 4 in campo perché è uscito il ribaudo. Duli, Frisella, sombrero di Frisellini a lungo per saltare a Laimo, ci crede ancora, va di testa, lotta con Tricoli, ci mette testa Frisella che cade a terra. rimessa al fondo, si è lasciato cadere Frisella, che era sì arrivato prima, ma non c'era stato uno sbilanciamento di Tricoli che rimane a terra e Frisella si va a lamentare di questo, infatti, non del Falizio. Ho solito 4. Ancora Tricoli, si è fatto male per davvero lì. E approfitti il San Giorgio anche per qualche indicazione tattica, indicazione personale, anche tra compagni. Oh, 3 minuti che fanno, 3 minuti! Guarda, di a terra. Antonio! 3 minuti che sei fermo, cretino! Antonio! Siamo fermi in realtà da un becco. Ti vedeva intanto scelto. Oh, chiamano a se fondo in stone, po'! Liberi si sé. Adesso molti isolati, due attaccanti del San Giorgio. Torres Martinez porta a casa un fallo. Bello lui. Con questa cosa ci mettiamo un bello atletico parlare. Dove? Hai capito però? Ci danno una palla. Ma certo, cosa ne so? Allora guarda che si gioca, ma sveglia, ma sta molto difficile gioco. Fare i punti. Io fare i punti io. Fare i punti. Cambio fuori Scalisi che ha fatto una gran partita di sostanza da mediano e non da mezzala di inserimento come sta lui, però ha fatto il solito grande lavoro, ha portato a casa anche il calcio di rigore preferito da Maltese. Lascia il campo a un mediano vero, Cristian Visconti, anche lui rientra dall'infortunio in mezzo al campo, quindi non cambia nulla dal punto di vista tattico, dal punto di vista cattistico sì, un play vero, diciamo, un playmaker vero. E poi quello di impostazione. Punizione. Questi livelli ci trovo, questi livelli sultan tutto bello. Si ganano da poi di 100 euro in show, dove sei anni, ormai con caverna. Pane bianco. Addirittura ha provato a lì, palla smorzata, è allontanata poi. Guaiana. Corso, Tricoli, di testa, corto, sbagliato. Dall'altra parte Visconti, come sa fare il terzino, entrato benissimo in partiamo con questa giocata. Cristian Visconti che poi cade a terra, fallo su di lui. Gran giocata, chiusura e poi sombrero.
E poi non deve niente, non sa che io e noi cambio. Noi non si può canale. I 5 spasmi in letto, campionato secondo, ci escono a mettere. Lui è battuto corto, viene incontro, corso. Tricoli, dietro la Minzise senza fretta. Ovviamente il San Giorgio Piana con assoluta calma. Pace, sombrero su Messina, non perde mai la calma e la palla. Giovanni Pace. E ci sarà spazio per Fabio Gaglio, che si muove da un bel po' in realtà. Palla lunga per Maltese, non può arrivare, rimessa al fondo per la formazione biancazzurra, che adesso deve entrare nella fase in cui prova il tutto per tutti per provare a pareggiare questa partita, in cui ci sono state poche occasioni, una su tutti quella di Oliveri nel secondo tempo. Lo sente alto a 2 metri dalla porta. Taibi, destro, sinistro, poi scarico. Tarantino riesce un dribbling sul corso dove l'ultimo se la cava molto bene. Grande trama questo Castellammare che arriva tra i tre quarti. Oliveri, Messina, Piattone ad aprire su Tarantino che va attraverso il corso a chiudere. Corso com'è? Gran lavoro di ripiegamento. Lungo Tarantino Lemani, adesso anche Frisellina, la palla è lì, Messina chiama un calcio di rigore, Oliveri non riesce a girarsi, è tutto grave, poi Frisella, cross in rovesciata alla Trezeguet, poi il destro di Pizzolato, altissimo anche questo. '84esimo, tempo passa lento. Lanci direzione Maltese, Adamo a voto, poi di testa Sorrentino. Ancora Maltese, però lunga per Torres Martinez che ci mette la testa, arriva comunque prima Caronia, poi sbaglia però Sorrentino, allora può approfittarne Pane Bianco che prende la corsia di sinistra, mette il pallone a rimorchio. Ancora Caronia su tutti i palloni in questo tempo. Migliore in campo del Castellammare nella sua frazione. Chinnici senza fallo, è scivolato Adamo, può correre Torres Martinez, Adamo ritrae equilibrio e poi sbraccia, arriva l'arbitro, Adamo è già munito e Adamo viene espulso, rosso per Andrea Adamo. Gomitata in faccia a Torres Martinez, sbraccia un po' troppo. Il numero 5 che era in netto vantaggio, aveva già la pallina di palo, un fallo di un'ingenuità colossale. Inutile anche questo. Una serie di ammonizioni ed ammonizioni inutili a cui ha sbracciato nettamente Andrea Adamo. Castellammare che rimane in 10, quindi a 5 dalla fine per l'espulsione del suo capitano Andrea Adamo. Non penso che toglierà un attaccante cardinale per questo tipo di partita, perché da attaccare rimane con gli estremi più bassi, quindi giocherà con il 4. Un 4-2-1-2 a questo punto, perché rimangono giovani a centrocampo. Alla fine punizione per il San Giorgio. Castellammare in 10 per questo finale. Pane Bianco ancora il San Giorgio ha perso la comodissima.
Vami, oh, adesso io capirei. Pace. Vami, facciamo. Sul secondo palo, battuto corto, Pane Bianco, poi Pace sul secondo palo. Vami. Ancora il 10 domina, governa questo pallone e poi non riesce nello scarico. E allora può correre Sorrentino che sbaglia la palla in verticale per Guaiana, stanchissimo. Gran partita di Dulì. Sempre al posto giusto. Però ad autolanciarsi con un colpo di tacco Pane Bianco. Ancora Caronia, bravissimo. Messina che si è abbassato in impostazione. Fa correre Tarantino. Rientra su Torres Martinez che dà una mano. Batta. Frisella. Può proteggere. Scarico che riesce. Poi Taibi. Scarica su Guaiana che prova a restituire il pallone al suo compagno di attacco. Bisconti allontana. 87esimo. In corso. Lancio lungo. Dulì di tacco. Messina. Può andare all'altra parte per Frisella. Buoni controlli di petto. Frisella mette in mezzo con il destro. Troppa fretta in questa giocata. Va anche Libertà. Hai detto puntalo Caronia. In realtà poteva fare la qualsiasi Luca Frisella qui, invece ha scelto andare a questo. Nemmeno cross, una palla tagliata col destro. Corso. Pace di testa. Pane Bianco. Palla lunga per Maltese che la volevi incontro. Caronia dietro una palla un po' rischiosa di Paolo lontano. Poi corso, dribbling, fallo di Taibi. Bravo. Io ascolto, però c'è il valore su sei casi. Chinnici. Pane Bianco. Corso. San Giorgio che non deve rilassarsi per questo finale. Il Castellammare sembra molto stanco, ma alla fine qualche sussulto c'è stato, nonostante l'ottimo lavoro difensivo del trittico della squadra di Chinnici. Tarantino va a voto, ma c'è il fallo di Bisconti che va duro, il cartellino giallo per Cristian Bisconti, entrò da qualche minuto. Andò in gioco pericoloso. 89-20, entriamo nell'ultimo minuto di gara più recupero. L'arbitro ovviamente farà giocare questa azione, poi non c'è il recupero. Messina lungo, tutti su di fatto del Castellammare. Taibi la mette bene giù. Dribbling. Per a sfondare a destra. Sempre tarantolato da Corso che ha fatto una partita enorme. Rimessa Castellammare. Oliveri riceve una palla corta, Pane Bianco senza fallo e può andare il San Giorgio in campo aperto in ripartenza. Maltese per Torres Martinez che litiga col pallone, poi allontana, si beccherà la munizione anche lui. Grazie. Arrabbiatissimo Cardinale. Vuole la munizione che ci poteva stare. Ancora Torres Martinez, tocca, fallo di Sorrentino. Munizioni in mezzo al campo per San Giorgio, ha messo una pezza, diciamo, Torres Martinez. Sta correndo il 91esimo, non so quanto ha annunciato l'abito di recupero, lo seguiamo insieme. Messina di petto, adesso se faceva il 30 non si è alzato da mediano. Di testa Gladiandoli, Corso. Bisconti di tacco, grande palla per Corso, c'è una prateria dall'altra parte per Torres Martinez. Che giocata ha fatto Bisconti. C'è spazio per Torres Martinez che imbuca per Pane Bianco, imbuca malissimo e non chiude questo contropiede.
Che chance per il San Giorgio di chiudere la partita. Pizzolato, ultime energie rimaste, ultime opportunità rimaste per il Castellammare. Corso rilassa questo possesso, gladiando lì, lungo a cercare Maltese che è stanchissimo per arrivare. Paces a fare l'esterno con Palebianco, è rimasto più alto, l'ha coperto per un attimo. Messina, morbido su Tarantino. Guaiana col velo, Taibi di testa prolunga, Tricoli sempre presente, poi Guaiana sul pallone a Laimon, ha visto bene l'abito che era vicino, ancora Castellammare però, Tarantino, forse una delle della partita, Duli di testa, ovviamente non poteva sbagliare, l'ennesimo intervento della sua partita, e allora contropiede San Giorgio, 4 contro 3, corre Pace che fa 30 metri, d'altra parte Maltese, Pace dentro, Maltese, stoppa Maltese! La chiude! Che si riscatta dopo il rigore sbagliato, mani alle orecchie, si scrolla, un po' di energie negative di dosso dopo un periodo complicato. Anche questa una partita non sicuramente facile per il rigore sbagliato che poteva essere 2-0 e alla fine però si prende lui il titolo di protagonista di questa gara. La chiude Salvatore Maltese, 2-0 e si fa perdonare. E la soddisfazione, si è scrollato molta tensione dopo il rigore sbagliato. Contropiede stavolta sfruttato sì alla grande dal San Giorgio, assist di Pace che ha fatto tutto il campo. Maltese stoppa e sinistro a bloccare Di Paola. Castellammare ha perso l'energia percorso finale senza poterci più provare. Ha avuto un'occasione clamorosa con Oliveri. E in queste partite con una big di questo campionato come il San Giorgio le occasioni non concretizzate pesano, sono pesate anche dalla parte opposta nella scorsa sfida contro la Don Carlo Lauri Misilmeri per il San Giorgio, però è un insegnamento che vale per tutti, da tutti un campionato come eccellenza. Qui grande lancia, ha bucato Dulì ed è una notizia che abbia bucato l'intervento, ma ha bucato anche Taibi il controllo e poi Sise la blocca 30 secondi al 94esimo. E quindi 3 punti al San Giorgio, sudati per carità, anche se mai stati in discussione, almeno forse ci poteva essere il paggio del Castellammare, però ha sempre avuto il controllo della gara. La formazione di Filippo Chinnici non ha fatto partire per il Castellammare, che ha il solo rimprovero, il rammarico forse di non aver realizzato le occasioni in un momento importante di gara, in un primo tempo non giocato al massimo sicuramente. Mani di Visconti, punizione, ed è forse l'ultimo atto di questa gara col Castellammare che ci cade fino all'ultimo nonostante adesso la partita sia definitivamente chiusa. Frisella col sinistro dentro, Maltese a chiudere. Frisella lunga, ha dato qualche segno aggiuntivo labile giustamente, poi al volo Messina! Ci ha provato, palla larga. Corriato bene ma ha mandato larga. E probabilmente sul rinvio di Lamin Sise al 95esimo terminerà questa partita. Rinvio corto di Sise su Chinnici. Corso Chinnici, è finita. Ali Cauli ha vinto il San Giorgio Piana, ha vinto per 2-0 la firma nel primo tempo di Giorgio Chinnici, nel rigore sbagliato da Salvatore Maltese, che poi nel secondo tempo ha saputo riscattarsi e levarsi qualche sassolina alla scarpa, qualche energia negativa, chiudendo la partita col gol del 2-0. Nel secondo tempo sarà 42 punti la squadra di Chinnici, vittoria che serve in primis per il morale, perché veniva da 2 sconfitte consecutive non piacevoli. Quindi intanto rialzatesi il San Giorgio, che continua a sognare la zona più alta playoff. Grazie per l'ascolto, Fico Aldarella, alla prossima.